il furbetto. Io devo dire che io ritengo di non aver imparato niente, veramente, assolutamente. Difatti io mi sento a volte come avessi 5 anni, non so se è un rincoglionimento senile, però non so, vedo che cosa si dice, i vecchi, l'esperienza, l'esperienza, non so, tutt'al più mi ricordo delle cose, ma come non so, io faccio sempre gli stessi errori, non ritengo veramente di aver imparato niente. No, ma forse questo ci dà la prova che la prossima vita di Enrico Rava potrà essere una vita dedicata alla filosofia. Questa è una bella risposta filosoficamente importante. Grazie Enrico. Se avete una domanda, non so, se hai voglia, sì, volentieri. Qualche domanda così, però se no lo lasciamo. Poi... No domande. Curiosità, eccola là. Ecco. Gatto è un musicista a cui io devo tantissimo, perché è lui che mi ha dato la fiducia di fare musicista, se no io sarei rimasto lì a lavorare in questa azienda di famiglia, probabilmente poi buttandomi dal quarto piano alla prima occasione. E invece lui mi ha dato questa fiducia, mi ha preso nel suo gruppo quando io ero proprio un principiante penoso. Per me abbiamo avuto molta fortuna perché abbiamo trovato questo lavoro a Roma in un club dove abbiamo suonato 9 mesi tutte le sere, per cui per me è stato come fare in una botta sola le medie, l'università, cioè a maturità all'università, poi il master, ecco. E quindi è stato veramente, eravamo amici per la pelle. E poi invece le nostre mogli, che non era Lidia, ma 1000 anni fa, che erano cugine tra di loro, hanno litigato in una maniera tremenda, e da quel giorno lì anche noi non ci siamo più parlati, e per 20 anni non abbiamo più avuto... infatti io non avevo nessun problema con lui, però non c'era neanche modo. In più Gatto, quando ha cominciato ad avere questo grande successo con l'ultimo tango, e soprattutto sua moglie, i due hanno cominciato a credere che tutti i vecchi amici, i parenti, i musicisti con cui si suonava, fossero lì solo per succhiargli qualcosa, per farsi presentare, non so, a Bob Thiel della Flying Dutchman, oppure per... chiedergli dei soldi, per cui hanno messo come un muro intorno, no? Difatti, quando sua moglie è morta, dopo un paio d'anni lui è venuto a suonare a Torino, combinazione io ero a Torino, e ci siamo visti, e come non avessimo mai litigato, come fossimo stati senza interruzione amici. Cioè, quell'interruzione è stata una parentesi veramente indipendente da noi, di cui io devo dire ho anche sofferto parecchio. C'era un altro, poi basta, dai. Buonasera. Volevo chiedere, nel suo progetto il tributo a Michael Jackson, che è una cosa un po' tipica, lui di solito concertista, diciamo, non svolge tantissimo al rock, oppure se lo dai Beatles, quindi la vedo una cosa un po' rivoluzionaria. Se voleva commentare. Voce, per favore, non si sente bene. No, volevo dirle, ho visto che ha in corso un tributo a Michael Jackson. Sì. Sì, io devo dire che non penso che sia tipica, perché in primo luogo, se facessi un elenco di tutti i musicisti di jazz che hanno fatto brani di Michael Jackson, staremo qui fino a domani, a partire da Miles Davis che suona Human Nature. Cioè. Ma a parte quello, è una cosa tipica del jazz è sempre stata di suonare, di pescare nel repertorio della musica pop della sua epoca, per cui, non so, diciamo negli anni 50, negli anni 40, negli anni 30, 40, 50 pigliavano da Broadway, dai musical, dalle canzoni, per esempio, tutti i dischi del quintetto favoloso di Miles con Coltrane, Red Garland, eccetera, eccetera, quasi tutti i brani, tutte canzoni di Broadway. Rollins, tutti hanno sempre suonato
quella musica lì, quindi è abbastanza naturale secondo me, anche se poi volendo proprio cercare il pelo nell'uovo, devo dire che prima tutto ciò, questi brani che suonavano, presi dai musical da Broadway, stiamo parlando del pop prima di Elvis Presley, prima della cosiddetta rivoluzione del rock, che quello ha creato una divisione molto più netta di quanto ci fosse prima, che infatti prima, per dire, un grande compositore di canzoni che era Hoagy Carmichael, però suonava anche il piano insieme a Bix Beiderbecke, per esempio, oppure Gershwin, che scriveva delle cose che erano canzoni, però era anche musica che i jazzisti suonavano. Quindi con il rock and roll, il funky, eccetera, si crea una spaccatura più netta. Però, ciò nonostante, da sempre, anche da quando c'è stata questa cosa, c'è sempre stata questa faccenda. Per esempio, Sonny Rollins negli anni 60-70 suonava brani di Stevie Wonder, Isn't She Lovely, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa non così atipica, io direi. E comunque nel mio caso, siccome mi è venuta postuma questa passione sfrenata per Michael Jackson, per la sua musica, a un certo punto non ho potuto farne a meno, ecco, ho dovuto farlo perché lo stavo ascoltando troppo, per cui ho detto, bisogna che lo suoniamo anche. In più ho avuto, e ho la fortuna di avere a disposizione una band, che è questa con cui suono stasera, che è un gruppo 10 persone, stabile dell'Auditorium di Roma, con il quale io devo fare un paio di progetti all'anno, quindi avevo anche questa cosa a disposizione, quindi dovevo fare, avevo già fatto altre cose, avevo fatto Gershwin, avevo fatto roba mia, allora ho detto, vabbè, ho la possibilità di fare Michael Jackson, che era complicato perché ci vogliono degli arrangiamenti, delle prove, eccetera, eccetera. Io ho l'auditorium che provvede per le prove, pagano i musicisti, quindi ho potuto farlo perché non era così semplice, però, come dire, mi è venuta voglia di farlo, e in più ho avuto la possibilità di farlo, che non ci fosse stata questo gruppo, questa orchestra a disposizione, non avrei potuto, per esempio. Bene, io direi che... adesso... Quale? Quello con Lessi a Londra. L'ha preso in mano e è virtuale. Ziaccia si chiama. No, io non so neanche come. No, io non l'ho mai né visto. No, non l'ho visto, ne so che esista, non so neanche se è vista virtualmente. No? Proprio non lo so. Secondo me non è mai uscito né su un supporto né virtualmente. Quello che sì, l'abbiamo inciso, quello è sicuro. Però secondo me è morto lì. Sì, ma non è che Londra era così, che quello che doveva essere il produttore poi ha smesso di fare il produttore, si è messo a occupare le case, insomma è tutta una serie di circostanze hanno fatto sì che questo disco... mi dispiace perché era stata una situazione molto divertente, perché era la Swing in London del 65-64, quindi era proprio l'esplosione noi, per me italiano, che qui sembra di essere un paese di burocrati, tutti vestiti di grigio, a Londra con minigonne, calze colorate, tizi con giacche, fiori, quindi tutta questa gente, tutti che si facevano canne dappertutto, questi qua nel nostro studio, mentre incidevamo, tutti questi portando da mangiare, da bere, quindi la situazione è veramente divertente. Io credo che anche che si sia fatto un bel disco, ma forse no. Comunque non si saprà mai, perché questo disco non c'è. Esatto. Volevo chiederle che cosa considera lei
So, io tendenzialmente non do consiglio perché penso che ognuno sbaglia come si dice, no? È meglio sbagliare per conto proprio. Quello che devo dire a chiunque voglia suonare questa musica, uno strumento, e suonare jazz, quello che posso dire, se fallo solo, se non ne puoi fare a meno, perché se io una volta all'anno faccio dei seminari a Siena, no? Molte volte vengono dei ragazzi, mi chiedono: ma come si vive a fare il jazzista? Si guadagna abbastanza da sopravvivere? E dico: guarda, se ti fai queste domande è meglio che lasci perdere, perché se tu vuoi suonare lo fai perché hai una passione enorme che non puoi reprimere, e poi se ti va bene fantastico, perché passi la vita, come nel mio caso per esempio, a giocare, a fare una roba che ti diverte, ti pagano, e più di così cosa vuoi? Ma se ti va male, come all'80% della gente, comunque hai già il piacere di suonare che ti ripaga dei sacrifici che hai fatto. Se invece ti poni il problema, il lavoro, come lavoro, lascia perdere, fai un altro lavoro, che non è obbligatorio fare il jazzista. Grazie Enrico Rama. Grazie a te. Finalmente delle domande intelligenti. Ci voleva un filosofo per questo.